Buon pomeriggio signore e signori e bentornati nella dinastia più pazza che ci sia in Giappone, i Minamoto Muro Fusa. Eccolo qui il nostro signore, bellissimo. Siamo ovviamente su Crusader Kings 3 e stiamo selezionando la famiglia che ci porterà forse al potere in questo gameplay. Questo ragazzi è una seconda uscita di questa campagna, un secondo video, voi avete visto solo il primo, ma ho deciso di ricominciarla da zero, quindi farvi rivedere solo il primo episodio, perché non diciamo che c'è stato un bug o comunque c'era qualcosa che non andava nella partita precedente. Io l'ho giocata appena uscita, l'ho fatta partire appena uscito il DLC, ma c'era qualcosa che non andava bene. Secondo me qualche aggiornamento di qualche patch me l'ha sminchiata, perché non mi uscivano gli eventi, c'era qualcosa che non andava. Ho fatto delle altre partite in parallelo ed è per questo che non è uscita ancora una puntata della vecchia partita. Ho fatto delle partite in parallelo per vedere e obiettivamente mi succedeva di tutto. Tra l'altro partite bellissime, e quella lì invece che avevo iniziato all'inizio era un po' moscia, un po' sminchiata, non lo so ragazzi. Non è sicuramente come quella di Silvio Berluscotti che ho fatto, che tra l'altro vi invito ad andare a vedere perché è una partita unica, molto editata, quindi ve la straconsiglio sul Ducato di Milano. Anzi, ve la metto qui in descrizione adesso sopra il link se volete andare a vederla, o comunque alla fine di questo video. Bene signori, stavo dicendo, proviamo Minamoto Muro Fusa. Eccolo qui. Abbiamo una famiglia, tra l'altro una difficoltà abbastanza elevata, e vi posso dire che sì, è abbastanza elevata perché appunto ho fatto delle partite, adesso sono diventato leggermente più esperto e vi posso assicurare che non è così facile. Ora vi spiegherò il motivo del perché non è facile giocare il Giappone in generale e in particolare la partita con il nostro amico Minamoto. Minamoto secondo, magari lo devo scrivere in italiano. E voilà, signori, iniziamo la Iron Man. Quindi scusatemi per questo restart, ma quello di prima aveva qualcosa che non andava bene. E allora ve lo dico ragazzi, sarà una partita estremamente giocata, come ho detto all'inizio, di ruolo. Giocherò, diciamo, moltissimo in base alle caratteristiche dei nostri personaggi e alle caratteristiche, e diciamo anche a livello situazionale in base alle caratteristiche che ha il nostro personaggio. Allora, come sempre, quest'uomo è paziente, calmo, temperato, è un astuto intellettuale, tra l'altro ha un marziale abbastanza elevato per questa caratteristica, cosa che non avrei mai detto, vi dico la verità. Poi ha un bel corpo, quindi nel senso c'ha una bella potenza interiore, quindi ha fertilità più 20, ha una buona salute, quindi mi sa che durerà un bel po'. Siamo già a 58 anni, sappiate che il Giappone è pieno di persone anziane, è incredibile, cioè sono tutti anzianissimi quelli del potere. È un poeta ed è un kokushi. Cosa faremo con quest'uomo? Come vi dissi nella scorsa puntata, cercheremo di scalare la gerarchia del Giappone e di conquistare il Giappone, e poi forse anche extra, vediamo se prima riusciamo a conquistare il Giappone, con però seguendo diciamo la nostra indole. Abbiamo visto che siamo molto forti nel learning, siamo buoni, siamo scarsi nell'intrigo, abbastanza diciamo mediocri nella stewardship, e poi abbastanza scarsi anche nella diplomacy militare. Terribili, siamo terribili. Allora, io non voglio fare guerre perché comunque siamo dei funzionari e non amiamo sporcarci le mani, perlomeno non in prima persona. Quindi non ci prepareremo per i conflitti, ma andremo più sulla stabilità interna. Quindi signori, benvenuti o ritornati se avete visto la prima puntata. I ragazzi che hanno l'abbonamento avranno visto anche la seconda, ma non è il caso di continuarla. Allora signori, come potete vedere il Giappone è diviso in diverse fazioni, eccole qua. Questa cosa mi fa veramente triggerare malissimo. Tra l'altro vi racconto giusto un aneddoto. Nella puntata, che in una delle partite prova che ho fatto, un Akasato era completamente esploso.
il Kiruki block era completamente andato, bellissimo, e anche Lock the Block, o meglio, questo qua ne erano rimasti solo 2 territori, ok? Mentre invece Lock the Block era completamente imploso, ragazzi, quindi figata atomica. Purtroppo non l'avete vista quella partita lì perché non l'ho registrata. Allora andiamo ovviamente sul learning, non vi sto neanche a dire, possiamo diventare uno scolaro, quindi io direi che continueremo la via del learning. Per quanto mi riguarda, è vero che abbiamo un medicine focus, ma io andrei sullo scholarship per migliorare le nostre caratteristiche, scelta che avevo fatto anche nell'altro gameplay. Allora, come mi ha detto un utente, che tra l'altro riporterò il suo commento sotto questo video, che ringrazio ancora perché è un commento molto utile, mi ha dato poi delle dritte per iniziare in maniera corretta. Una delle dritte era che il maniero va spostato dalla capitale alla propria provincia se si vuole espandere in maniera, diciamo, in maniera, diciamo, estremamente violenta, cioè nel senso che se vogliamo costruire tutte le strutture, potenziarle eccetera, dobbiamo spostarlo inevitabilmente nella nostra capitale. Ma lo spostamento costa, a parte che adesso non posso farlo, ma costa ben 40 cocuzze, ragazzi. 40 sono parecchie. Però lo dovremmo fare. Possiamo negoziare un'alleanza con nostro fratello e io lo vado a fare. Perché comunque è vero che anche se è di un altro casato, comunque il nostro fratello è sempre nostro fratello. E quindi le alleanze di sangue, i patti di sangue rimarranno sempre all'interno del nostro casato e nella nostra famiglia. Allora andiamo a vedere intanto cosa possiamo fare. Possiamo dare 7 guardiani ai nasciture, ai ragazzini. Vediamo le caratteristiche di ognuno di loro. Lui ha una forte diplomazia. Io voglio, cioè forte, una spiccata diplomazia. Voglio mandarlo da mia sorella per farlo, vediamo, potenziare, diciamo, migliorare. Anche lui lo manderei da mia sorella, che si becca già 2 poppanti a cui stare attenta. Poi vediamo, lei invece ha un forte marziale, ma io non sono per il marziale. Secondo me dovrebbe andare da la parte, dovrebbe migliorare la parte economica. Vediamo lui, 8 anni, anche lui, no vabbè, però lui facciamo il learning. Wow, wow, il mio Osho ha 16. Non male, non male. L'Osho, se non lo sapete, è fondamentalmente la parte religiosa. Poi vediamo lui, Minamoto Masazane, 7 anni. È abbastanza bravo nel learning. Lo diamo anche lui al monaco. No, non c'è più. Perché non mi fa vedere? No, ok, c'è. Eccolo qui. Poi vediamo chi abbiamo. Abbiamo lei, sempre piccolina. Nell'intrigo è abbastanza forte. Io quasi quasi. Wow. Wow, 20. Mandiamo da lei a imparare, che magari ci può servire più avanti. Ricordiamoci di non avere troppe serpi in seno. E qui andiamo sul learning, scusate, wow, sull'intrigo. Porca miseria. Proprio promettente questo bambino. Chi è che è? Mio grandson. Va bene, ok. Allora, ora che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, andiamo a vedere la guerra. Allora, prima di tutto vado a togliere il maintenance alle mie truppe, perché io voglio espandermi a livello economico. Sono un burocrate e disdegno la guerra, quindi non mi va di, come si può dire, versare sangue sul territorio del Giappone, almeno non per ora. Dobbiamo cercare un medico e vediamo che sono tutti terribili come medici, quindi andremo a reclutare un medico. Ok, e le nostre azioni che dovevamo fare le abbiamo fatte. Un'altra cosa che possiamo guardare è chi è più scarso di noi nella guerra. Praticamente nessuno. L'unico che potrebbe essere attaccabile è lui, ma è veramente troppo distante. Potremmo però attaccarlo con la scusa di convertirlo al nostro volere. Mamma mia, questo ma 700 a questo. Wow, stanno proprio attaccati. Ok, e vediamo l'altro che potrebbe essere fattibile. Ah, ok, sono lontanissimi. Io non credo di andare in guerra con loro. Quindi, signori, possiamo partire mandando avanti la partita e vedere cosa accade. Tra l'altro mio figlio
è già stato... cosa succede qua? Ok, va bene. Abbiamo formato l'alleanza con nostro fratello. Dicevo, nostro figlio non riesco a capire se è già sposato. Si è già sposato. Ok, perfetto. Speriamo che questa partita sia migliore della precedente, perché veramente, ragazzi, nella precedente non mi uscivano cose. Cioè, era veramente piattissima. Non so perché sono stato così sfortunato. Mia moglie ha 63 anni, insomma, non il meglio del mondo, però ha... indulgente, è comunque una persona diciamo abbastanza insensibile, temperata, possiamo vedere, e poi ha anche il tratto onesto che non è affatto male, ci sta come personaggio. Andiamo avanti, abbiamo detto. Allora, cerchiamo prima di tutto di sviluppare economicamente come si dice, il nostro piccolo dominio, e ci sono diverse cose che possiamo fare. Però prima di tutto prendiamoci un medico. Allora, non sarebbe male questo medico, però mi costa 25 come l'altro, quindi onestamente che senso ha? Andiamo sul medico più bravo e ce lo gestiamo, anche perché, ragazzi, noi siamo a fine vita e abbiamo bisogno che ci venga tenuta ben in saldo la salute. Allora, dovete sapere che il Giappone, cioè questo gameplay qua, è molto incentrato sulla influenza, e non sarà facile giocare. Io, ripeto, non sono un esperto, l'avevo già detto nello scorso gameplay. Adesso vado leggermente meglio, ma non pensate che ci sia chissà che di esperienza in questo gioco. È già partita una guerra, ok, va bene. Bene, ma non benissimo. Fatemi vedere se c'è qualcosa che posso fare. No, non ancora. Allora, io direi di andare a vedere chi è. Scusate, ho sbagliato schermata. Chi è non è ancora all'interno della fazione. Io vedo che costui non sono ancora all'interno, quindi dovremo cercare di influenzarli per farli venire da noi. Andiamo a fare uno sway per ora e cerchiamo di portarcelo a casa, almeno dal punto di vista della diplomazia. Potrei mandargli un poema. Potrebbe essere percepito bene come male. Siccome le probabilità che venga percepito male sono parecchio alte, non è che mi faccia... no, direi che il poema non è il caso. Allora, potrei sfidarlo a scacchi, ma non credo che sia nelle sue corde. Potrei aiutarlo con l'efficienza governativa, però onestamente non so se è il caso. Ok, lui migliora la sua parte governativa, migliora l'affinità con noi, però non lo so se voglio fargli aumentare così tanto l'efficienza governativa. Però in qualche modo dobbiamo influenzarlo. Ok, qui posso influenzarlo dal punto di vista della candidatura al nostro imperatore, però non lo so se è il caso di farlo. Per ora lo teniamo qua, perché un'altra cosa che possiamo fare è un claim per prendere le sue province. Fatemi vedere quanti soldati ha. Ne ha veramente pochi. Ne ha veramente pochi. Sarebbe anche facile da conquistare, quindi potremmo valutare, anche se noi ripudiamo la guerra, però siamo anche delle persone estremamente intelligenti e quindi sappiamo dove mettere mano nelle cose se ce n'è bisogno. The Apple Falls, la caduta della mela. Allora, di fatto abbiamo trovato nostro figlio che è abbastanza, diciamo, a parte che è ambizioso, bellissimo, ottimo, bello questo personaggio. Però diciamo che potrebbe essere molto simile a noi, e noi l'avevamo mandato per un discorso di diplomacy, invece adesso potremmo mandarlo anzi, per l'intrigo l'avevamo mandato. Oppure possiamo farlo in base alla nostra immagine e somiglianza. Allora, qui mi dà... non so perché mi dia stress, perché comunque se mi facesse vedere la schermata... Vabbè. Non so perché mi fa stress, perché comunque non va contro i miei principi addestrare lui secondo la mia immagine e somiglianza.
È vero che io in realtà stavo guardando la stewardship, ma in realtà il learning è il mio tratto principale adesso come adesso. Mi darà stress perché probabilmente impiegherò del tempo per seguirlo. Però io, va bene, dai, lo cambiamo e lo facciamo migliorare a livello del learning. Andiamo avanti e vediamo come va avanti questa campagna. Allora, go outside, addirittura. Vediamo che cosa ci dice. Allora, ragazzi, questo qui non me l'aspettavo, vi giuro, non me l'aspettavo. Praticamente la moglie. Allora, questo. Bello, questo evento praticamente dice che è tardi e che mi sono perso nella lettura della grammatica classica, ok? Vabbè, ragazzi, sono un po'. Diciamo che ho una vita triste, ok? E praticamente mia moglie salta fuori e mi dice: vergognati, fai tutto, trascuri tutto tranne i tuoi studi. Non pensarci neanche di venire a letto con me stasera, quindi scegli o gli studi o me. Quindi qui possiamo dire ok come vuoi e quindi migliorare la fertilità anche. Ah, interessante. Ma io di figli ragazzi ne ho un sacco, ne ho un sacco. Oppure la obbligo a leggere con me, però peggiorerà di 20 punti la sua opinione di me. Oppure questo durerà per aumento di 2 learning, non male. Oppure posso andare su focus reading per 5 anni, quindi un più 1 per 5 anni, mentre invece il più 2, il più 2 è sempre però. Il più 2 è sempre. E Lady Makiko perde addirittura 40 di opinioni di noi, però ci prendiamo 100 di lifestyle experience. Allora, sono un vecchio, io direi che me ne frego e gli dico, zia, faremo l'attività assieme così non ti potrai lamentare. Tanto ormai il mio l'ho fatto, signora, a una certa età il mio ormai l'ho fatto. Però almeno lei non sarà così tanto incazzata, anzi, guarda, gli è piaciuta pure. Gli è piaciuta pure. Non sarà tanto incazzata, io potrò farmi gli affaracci miei. Quindi bene così. Siamo, grazie alla salvaguardia dell'esercito, cioè al fatto che ho staccato la spina ai fondi dell'esercito, già a un più 61. 61 è già tanta roba, perché quando arriverò a 85 potremo andare a potenziare, scusate, le varie strutture. Tra l'altro qui ho Ben nella nostra capitale, chiamiamola così, nel nostro maniero, potrò sbloccare qua già qualcosa a 85 di moneta. Sì, 85 è il limite, quindi andremo sicuramente a migliorare qualcosa all'interno, poi dopo lo sceglieremo. Attenzione, allora, l'house block disbanded. Il Kirohira block è... No, ragazzi, ma ecco, vedete queste cose qua nella partita di prima non accadevano. Adesso andiamo a vedere prima questo pop-up e poi andiamo a vederci cosa è successo, quale blocco è saltato per aria. Comunque, beginning strokes. Ok, mentre stavo parlando... Mentre non sono, scusate, uno speaker del linguaggio coreano, l'Unified Kingdom of Goryeo, va bene, ok, è ben conosciuto per la sua diciamo, profondità, la sua sfumatura, ecco. E è interessante praticamente diciamo è interessante individuare personaggi familiari, cioè riesco a trovare dei caratteri familiari, ma non riesco a cogliere tutte le allusioni e le sottigliezze. Perciò possiamo o migliorare la nostra capacità di lettura, che tra l'altro mi dà anche un abbassamento dello stress, tanta roba. Oppure dire ma va, fanno schifo, cioè non mi interessa, è solo spazzatura. Oppure lasciare questo velo di ignoranza e... perché anche sono calmo e questa cosa, ok. Mi basta 50 di stress e mi dà un 50 di learning lifestyle.
No, io vado invece a impararmi la lingua. Vediamo se lui chi è esattamente. Ah, è la Corea. No, andiamo a impararci la lingua perché comunque voglio impararla e vedere se riesco a parlare anche con loro, mandare dei poemi anche a loro. Non sarebbe male. Infatti, vedete, ho già un apprezzamento molto più alto. Magari. Magari prendo contatto con l'esterno. Anche perché comunque la cultura ce l'ho. Quindi ci sta che io prenda contatti con gli esterni. Intanto nostra moglie ci regala 75 di prestigio. Grazie mille. Ah, e poi stavo dicendo, il blocco qua è stato smantellato. Eccolo qui, guardate ragazzi. Allora, questo blocco qui è stato completamente eliminato. Peccato che è capitato estremamente lontano da noi, perché sarebbe stato bello prenderne il possesso, però non siamo ancora in grado. Intanto Lock che Block continua a ingurgitare delle fazioni, però mi sembra anche abbastanza omogeneo. Questo poverini sono da soli, ma sono estremamente potenti assieme, quindi dobbiamo stare comunque attenti. Non è un gameplay di guerra, ragazzi, lo sapete. Anzi, adesso io accelero un pochettino in modo tale da recuperare un po' di denaro velocemente. Qui intanto il mio nipote potrebbe sposarsi mia figlia. Fatemi vedere un attimo. Ok, da questo lato. Allora, fatemi vedere un attimo, perché io in realtà mia figlia la vorrei dare a qualcuno che è della nostra fazione, però loro non hanno nessuna fazione. Allora accettiamo, cerchiamo di influenzarli per portarli a casa. Rallentiamo un attimo, fatemi vedere. Allora, potrei invitarli nel blocco, ecco qua. Però c'è una riluttanza di base, livello di splendore troppo basso e differenza di aspirazione. Però potrebbe essere che magari io riesca a convertirlo in qualche modo. Vediamo. Oh, sicuramente non con questi. Fatemi vedere. Hostile, credo proprio di no. Però magari con qualcosa sul diplomatico o sul personale. Diplomazia, direi di no. Vediamo sullo Sway. Andiamo sullo Sway piuttosto. Anche se stavo già facendo questo come intrigo. Non so se... esatto, no, abbandono quello della lingua. No, quello della lingua lo voglio. Però teniamolo buono questo, perché potrebbe servire più avanti. Sicuramente il figlio potrebbe essere qualcosa di... Ah, lei è andata... Dov'è andata mia figlia? Scusate. Scusate, voglio capire a chi è andata sposa mia figlia, perché forse a lui. No? A chi è andata sposa mia figlia? A lui? Your sister-in-law. Ok. 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 Fatemi vedere se c'è qualcun altro, perché vorrei capire. No. Vabbè, comunque è comunque un gancio. Forse non l'ho usato nel migliore dei modi, però va bene così. Qui posso prendermi una caratteristica. Il tratto giardiniere. Wow. Wow, ragazzi, tanta roba. Tanta roba questo tratto. 25% di probabilità. Oppure diventare un architetto. Mamma mia, ma anche questo. Anche questo, ragazzi, è mostruoso. Bello. Questo è... Beh, ottengo tanta influenza. No, pietà. No, pietà non mi interessa. Allora, potremmo provarlo, eh. Potremmo provarlo. Ma cos'è che dice questo pop-up qua? Ah, perché ho visto la parola yokai e ero un attimo così. Praticamente, ragazzi, ho visto appunto quello che mi ricordavo. Cioè, gli yokai sono degli spiriti, tra virgolette, che dovrebbero essere buoni, ma non buoni come intendiamo noi. Sono un po' tipo una roba del destino, una roba del genere. Adesso io non conosco bene gli yokai, anzi, se c'è qualcuno nei commenti che me lo vuole dire, mi farebbe un piacerone. Comunque, di fatto, noi passeggiavamo all'interno del giardino e abbiamo notato questa cosa. Io direi di provarla e tentare di prendere il tratto giardiniere. Abbiamo un lancio su 4 a nostro favore, vediamo. Non è successo niente, perfetto. E niente, è andata così. Allora, vediamo. Abbiamo altri guardiani da poter assegnare. In realtà solo uno. A nostro figlio di 6 anni.
Allora, vediamo. Lui ha un buon intrigo e anche una buona diplomacy. Andiamo sulla diplomacy per lui e lo diamo a lui come personaggio. Mi piacerebbe anche fare qualche giro, perché comunque sono relativamente giovincello. Non abbiamo visto il nostro imperatore. Eccolo qua. Giusto? È lui? Sì. Il Kanpaku Fujiwara Yorimichi del Giappone, 76 anni. E il mio fratello in legge, ok, cioè praticamente sarebbe il mio cugino, credo, è, ehm, è il prossimo successore. C'ha 72 anni, mi sa che non vedremo la sua, il suo regno, mi sa, non lo vedremo, però non lo so, eh. Intanto andiamo avanti e attendiamo di accumulare sempre più soldi. Ok, pian piano adesso li stiamo raggiungendo l'obiettivo degli 85 che ci serve per sbloccare, eccolo qua, per sbloccare la struttura. Allora, come prima struttura, tra tutte queste, vorrei fare l'hunting ground, perché l'hunting ground mi dà un più 0,25 di tasse, che non è per niente male. Mi dà anche qualcosina di holding. Secondo me non è malissimo. Vediamo se posso andare a recuperare qualcos'altro. Anche questo in realtà il Cattle Pasture non sarebbe affatto male, perché comunque ci dà ci dà più denaro e i supply limit e le leve, che non è per niente male, onestamente. Però non ho abbastanza soldi per fare quello. Vediamo se c'è qualcos'altro che posso fare, tipo le baracche e la milizia. No, perché appunto non voglio andare sul militare. La loggia dei guerrieri non ci interessa, e quindi potrei fare veramente l'underground. Allora andiamo a farlo. Andiamo a fare i campi, cioè diciamo le zone di caccia per il nostro signore. Questo ci darà sicuramente un aumentato income e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, guardate qua il blocco come si è modificato. Sono nati tantissimi altre fazioni. No, non è vero. Ho detto una cavolata. No, ragazzi, scusate, non avevo selezionato. No, è morto e sepolto il blocco. Quindi per ora va così. Ok. Allora, stavo dicendo, stavamo cercando anche di fare un po' di sway da questo. Ci vuole tempo, ragazzi. Ci vuole tempo. Ci vuole tempo anche perché noi non abbiamo la capacità di poterlo fare. Tra l'altro anche lui ha un bel learning. Buono. Buono. È al nostro livello, fatemi vedere, perché potremmo considerarlo anche un livello intellettuale. Ok, abbiamo, eccolo qua, un evento da governatore. Quindi dobbiamo decidere cosa migliorare e se andiamo bene nell'evento che ci si propone davanti, possiamo ottenere tutte queste robe. Quindi andiamo assolutamente a prendere il contratto e vediamo che cosa ci dice. Allora, praticamente ci dice che oggi è un caso un po' particolare, perché ci viene chiesto di giudicare il BQ, ok, locale, che è stato sorpreso offrire titoli e cariche a figli non qualificati dei nobili locali, notabili. Quindi questo è un caso delicato, perché potremmo sicuramente bacchettarlo, ma se lo bacchettiamo andiamo a perdere un po' qui addirittura prende influenza. Interessante. Qui praticamente vado a perdere che cos'è questa? La pietà. Ok, che non mi viene mai in mente. La pietà. Ah, in qualsiasi caso perdo la pietà. Ok, quindi posso ottenere denaro o ottenere influenza. Io andrei a ottenere denaro, onestamente, perché abbiamo fatto un bel investimento e ci serve del denaro. Ok, quindi dovremmo essere passati avanti per quanto riguarda il nostro livello di servizio alla famiglia. No, ok, queste sono le aspirazioni che si possono cambiare volendo. C'è nata una figlia, benissimo, Sukekiyo, la lasciamo così perché è un bellissimo nome.
Possiamo andare a sbloccare la scuola Recycle, che ci dà più livello, benissimo, di learning. Quindi continuiamo a crescere nella nostra, addirittura 19 siamo arrivati adesso, nella nostra capacità, insomma, della lettura e la nostra cultura. E vediamo lui che cosa vuole. Lui può essere, ovviamente, dai 6 anni in su possono essere migliorati. Io direi che andiamo a migliorare la parte, oddio, però non lo so, vediamo se c'è, loro sicuramente meglio. Mandiamoli da lui e lo facciamo migliorare della parte dell'intrigo. Vediamo invece per quanto riguarda, wow, 801 questo. Ah, perché sono in 3. Ok, va bene. Ci sono delle forze abbastanza preoccupanti in campo, eh. È morta intanto mia sorella. Vabbè. Fa parte della vita. Quanto aveva mia sorella? Aveva 68 anni. Direi che è più che sufficiente. Ha vissuto abbastanza per essere comunque nel Giappone dell'anno 1000. Allora, aspettate, perché c'è qualcosa che mi interessava. Ecco, vedete, è stata formata una nuova famiglia nobile. Quindi probabilmente a nord, che c'era un po' di sconquassamento, dovrebbe essere nata una nuova famiglia nobile. Interessante. Nuova nobiltà. Ok, leggiamocela. Siamo in realtà scontenti perché è nata nell'impero del Giappone una nuova famiglia, la Yasuda, che attraverso corruzione, intrighi e anche il nostro appoggio è comunque riuscita a risorgere. 45 anni, quindi interessante. Fatemi vedere dove sta. Ok, eccola lì. E vabbè, provinciali, noi li disdegniamo perché siamo una grande famiglia. Sono questi. Vediamo a che fazione vanno ad appartenere. A nessuna per ora, bene. Questo è buono per noi, questo è assolutamente buono. Allora, intanto possiamo possiamo avere uno sposalizio, fatemi vedere. Sempre in questa zona, sempre in questa zona con Granddaughter, ok, daughter. E qui invece abbiamo un saburai, che non ho idea di cosa sia, il saburai locale. Ma sì, dai, imparentiamoli. Anche se lui non ha nessuna parentela, a dire la verità. Però io cosa me ne faccio di lei? Una stewardship. Ma sì, dai. Otteniamo un po' di denaro. Un po' di, scusate, non è denaro, di prestigio. Parecchio, tra l'altro, di prestigio. Io l'ho ottenuto. No, l'ha tenuto loro. Perfetto, ottimo. Vabbè, ragazzi. Pace amen. Era una delle nostre migliaia di figlie che abbiamo dato in giro. Allora, qui intanto non abbiamo ancora sviluppato la lingua, maledizione. Vediamo invece cosa ci dice. Imparare un linguaggio ancora. Outside help. Allora, posso spendere 50 con questo gentiluomo che mi insegna la lingua? Assolutamente no. Fatemi vedere. Esatto, no, assolutamente no. A favor for a favor, quindi un gancio per quest'uomo, assolutamente no. Sarai contento di offrirmi fondamentalmente dell'aiuto a gratis. Quindi scemo sì fino a un certo punto, ma oppure no. Io onestamente, lui chi è? Cosa fa? A Mary. Tra l'altro non vedo come un stubborn possa insegnarmi la lingua. No, io direi ma non è un vassallo, non è niente questo, vero? Ma non mi sembra. Ma sì, chiediamogli se lo facciamo a gratis. E ce lo fa gratis, signori. Non ci credo, ce lo fa gratis, grazie. Era stubborn, ci stava a provare a irretirlo e a migliorare, va bene. Questa si può sposare, adesso devo piazzarla anche lei. Questi sono più scarsi di noi, signori. Abbiamo trovato dei gruppi, ma perché sono in guerra. Sono in guerra, signori.
Allora, va bene, direi che la puntata finisce qui, ragazzi. Questo è il Giappone costellato di veramente tantissimi gruppi, tantissimi clan e tantissime sfere di influenza, come potete vedere. Noi tenteremo appunto di espanderci, ma prima dobbiamo riuscire a guadagnare un bel gruzzolo di denaro. Fatemi vedere a che punto stanno i lavori, ci vuole ancora un bel po' di tempo, 7 mesi, ma noi, anche se non abbiamo tutto il tempo del mondo, la nostra casata invece sì. Vi faccio vedere la mappa dall'alto a ogni fine partita, perché secondo me merita la visione, così potete vedere cosa sta accadendo anche nel resto del mondo e come si evolve il gioco nel resto del mondo. Signori, scusatemi ancora per questa replica della prima puntata, mi raccomando, se siete appassionati seguitemi e aiutatemi a spingere anche questo tipo di contenuto, perché vedremo un Giappone particolarmente chi lo sa in realtà, ragazzi, non posso dire nulla, perché seguendo l'indole dei personaggi potremmo vedere un Giappone estremamente guerriero o un Giappone più calmo, dedito ad altre attività che sicuramente porteranno allo sfacelo del Giappone stesso. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.